Eccoci qui, ciao a tutti, benvenuti alla quinta puntata con il meglio di Casa Cus. Un saluto da parte di Andrea Matta. Oggi siamo leggermente in ritardo, ma insomma stavamo proprio montando gli ultimi contributi per questa puntata. Come sempre, cartellina alla mano, andiamo subito a ricordarvi quelli che sono i nostri contatti, ovviamente la nostra pagina Facebook da cui state guardando questa puntata, e poi il nostro account Instagram Cus Cagliari Official, dove troverete tante novità anche durante questa settimana. Andiamo a iniziare subito questa puntata. Ricordiamo quello che è l'hashtag Io Resto a Casa, che è quello che vedete alla vostra sinistra. Il nostro giro per le case degli atleti inizia da Casa Pizzalis, perché abbiamo chiesto alla velocista del Cus Cagliari, Camilla Pizzalis, di raccontarci un po' come vanno le sue giornate tra casa e allenamento. Questo periodo, un po' come a tutti, mi ha costretto a rallentare i ritmi della mia vita quotidiana e in particolar modo il non poter andare al campo ad allenarmi, stando lontano dai miei compagni di allenamento e dal mio allenatore. Nonostante ciò, queste giornate le sto sfruttando per pormi degli obiettivi che siano di breve o lungo termine, organizzandomi giorno per giorno le cose da fare. Passo gran parte della giornata a seguire le lezioni online e concentrata nello studio. Quando non faccio questo, mi guardo dei documentari o dei film, cerco di stare in contatto facendo le videochiamate e mi alleno. Cerco di tenermi in forma. Fortunatamente ho la possibilità in casa di avere attrezzatura che mi permette di farlo. Sto cercando di seguire una dieta abbinata agli allenamenti o all'esercizio fisico che faccio, che mi permette di non sgarrare troppo. Ehm, Mando sicuramente un bacio e un abbraccio a tutte le mie compagne di squadra, sperando di vederle presto. Un in bocca al lupo a tutti, spero che questa situazione si risolva il prima possibile e vi auguro buona Pasqua. Ciao! Grazie mille Camilla, e speriamo di incontrarci presto sul campo del Cus Cagliari. Torniamo invece negli studi di Radiolina, perché andiamo a conoscere meglio, anche grazie alle parole di Marta Ruffi, Andrea Columbu, noto Leo, che è il responsabile del settore hockey su prato, e Domenico Bresciani, che è un tecnico ex giocatore tuttofare del settore. Andiamo a scoprire un po' chi sono e conosciamoli meglio. Andiamo a sentire, caro Maurino, adesso qualcuno che parla per loro, ovvero Marta Ruffi, al quale abbiamo chiesto cosa pensa di Domenico e di Leo. Un audio un po' basso, ci scusiamo con gli amici a casa, ma insomma il nostro Maurino farà i miracoli per sentirlo bene. Marta Ruffi. Domenico è il factotum della sezione, lo vedi magari che difende per la prima squadra, poi il capo con i bambini, e se dovesse servire una mano per una grigliata lui è sempre lì in prima fila. Ha un pregio che a me piace tantissimo, che è quello di essere molto diretto, non lascia spazio a fraintendimenti, se ha una cosa da dire, nel bene e nel male, quella è e quella ti dice. Ha un grandissimo cuore, è una persona veramente che si fa sempre in quattro, e se oggi abbiamo comunque una sfilza di bambini molto piccoli in campo, il merito è tutto suo, perché veramente ci ha creduto tantissimo. Passo invece a Leo. Leo è una scoperta incredibile. Quando sono arrivata qua purtroppo lui si è dovuto un po' distaccare per problemi di lavoro, e ricordo ancora la prima riunione che abbiamo fatto quest'estate, quando si è presentato con una cartellina piena di scarabocchi, ma quando ha iniziato a parlare lì ho capito che sarebbe stato un valore aggiunto incredibile. È la classica persona che quando hai un problema puoi chiamarla, ti trova sempre la soluzione e soprattutto ti aiuta a calmarti, e questo è una qualità che non tutti i dirigenti hanno, e quindi Leo veramente sei il numero uno. Un abbraccio a tutti e due, ciao! Allora, cari voi, insomma, Domenico è uno molto diretto, grande cuore, Leo invece tu sei una persona presente dentro nel settore, e credo che sia una cosa molto importante per chi vive il CUS tutti i giorni, avere un punto di riferimento a cui andare a chiedere e anche un po' a, insomma, passatemi a rompere le scatole in un certo senso, no? Sì, intanto sottoscrivo le parole di Marta per quanto riguarda Domenico. Domenico io credo che
ci conosciamo da 30 anni, è una persona che ha un cuore pazzesco, è una delle persone più generose che abbia mai conosciuto nella mia vita, magari confusionario certe volte, però veramente Ritardatario, è un no? no, dai, oggi è un generoso, quindi assoluta. E poi ringrazio Marta per le parole, mi sono commosso. Comunque dicevi, scusa, adesso ho perso. No, dicevo l'importanza di avere qualcuno sempre presente Sì. nel settore per essere insomma un punto di Allora, riferimento. devo dire questo, io il CUS lo conosco un po' come le mie tasche. Ho la fortuna che mi hanno sempre voluto bene tutti, mi sono forse fatto voler bene e quindi questo ti agevola molto. Ho trovato grande disponibilità. Adesso mi viene la parola. Avevo una ritrosia ad Ecco, accettare, oggi parliamo ad più- accettare la richiesta. Ho deciso di tornare. Certe volte mi costa anche stare a risolvere i problemi, però è nella mia natura, quindi sì, devo dire che mi viene abbastanza facile. La cosa più difficile è certe volte anche fare da mediatore tra diverse posizioni e mi trovo poi a operare con persone che conosco da una vita, di cui sono amico, di cui anche Marta la conosco da quando era bambina, quindi voglio dire, anche se dobbiamo confrontarci su una cosa, non è sempre semplice scindere due cose. Salutiamo ovviamente Andrea, Domenico, Marta e tutto il settore che hai superato. Tra l'altro troverete sulla nostra pagina Facebook, che abbiamo già pubblicato nei giorni scorsi, alcune sessioni di allenamento dedicate proprio ai giocatori di hockey superato, ma anche ai nostri piccoli e giovanissimi atleti. Continua il nostro giro delle case al CUS Cagliari, passiamo ora a casa Muscau, perché abbiamo chiesto all'attaccante della prima squadra di calcio, Davide Muscau, di raccontarci un po' come proseguono anche le sue giornate, anche lui insomma tra studio e allenamento. Davide Muscau. Salve a tutti, faccio questo video per mandare un messaggio di saluto e un abbraccio a tutti i sostenitori del CUS e non, chiaramente da casa mia. Le giornate passano anche velocemente con lo studio, l'università online e gli allenamenti che sto facendo. Chiaramente da casa non è la stessa cosa perché noi calciatori siamo abituati a effettuare allenamenti in gruppo e questo per noi è fondamentale. Speriamo che questa situazione finisca presto. Chiaramente molti sport hanno deciso di fermarsi, quindi penso che sia giusto che anche il calcio si fermi fino alla prossima stagione, però noi saremo pronti qualora poi si decidesse invece di riprendere anche in estate. E niente, mando un saluto a tutti i miei compagni e a tutto lo staff del CUS, sperando chiaramente che tutti stiano bene, anche le vostre famiglie. E, chiaramente l'auspicio è che appunto al più presto si possa riprendere alla normalità tutte le nostre attività. E saluto appunto tutti e vi mando un grande abbraccio, a presto. Grazie mille Davide, vi ricordiamo che dalla settimana scorsa è iniziata sulla nostra pagina Instagram, quindi CUS Cagliari Official, un nuovo format che si chiama Insta Casa CUS, un nome incredibile, innovativo, che ci aiuta a conoscere ancora meglio gli atleti del CUS Cagliari, una diretta di 15-20 minuti in cui insomma andiamo un po' a raccontarci, a raccontare quello che sta succedendo nelle vite, nelle case dei nostri atleti. Questa settimana abbiamo intervistato Eugenio Meloni il martedì e poi nella puntata di ieri Francesca Costa, la spadista del CUS Cagliari, alla quale abbiamo chiesto anche a lei come stanno andando queste giornate, ma in realtà a lei abbiamo chiesto anche dei consigli utili su che cosa guardare in queste giornate a casa. Francesca Costa. Hai un libro particolare, una serie TV che stai guardando in queste giornate a casa, un film da consigliare? Allora, in questi giorni sto guardando su Netflix Peaky Blinders, però Perché ti piace quella serie? allora, perché gli attori sono molto bravi, comunque riescono a trasmettere molto bene le emozioni del momento, anche se a volte è troppo perché sento proprio l'ansia per loro. Quindi diciamo che se cercate una serie TV un po' più tranquilla, forse Designated Survivor. La guardi in lingua originale, Blinder, oppure no?
la sto guardando in lingua originale, poi magari non capisco tutto, però ritengo che sia molto molto più interessante così. Senti, quale libro potresti consigliare che non sia un testo scolastico? I Tre Moschettieri è troppo banale. Guarda, puoi addirittura puoi alzarti e farci vedere il libro. Abbiamo questo momento così, se ce l'hai a disposizione lo possiamo fare, eh? Così almeno facciamo un po' di... È la modalità Costanzo, diciamo, come si chiama negli anni 90. Ecco i Tre Moschettieri. Eccola qua, I Tre Moschettieri, ok? Perché consigli questo libro? Dici un po'. Vabbè, è un po' ovvio, contando lo sport che faccio. Io non ci avevo pensato, è un ottimo riferimento, giustamente. Comunque anche qui i personaggi sono sviluppati secondo me in maniera molto, molto profonda, molto interessante. Poi ci sono alcune parti un po' noiose dove descrivono i luoghi francesi con i nomi francesi e tutto, però è una bella storia, mi è piaciuta molto. La prima cosa che farai una volta finito questo periodo di isolamento / quarantena / periodo a casa? La prima cosa in assoluto, passeggiata al sole tranquilla, poi feste, incontri ci saranno a volontà. Che cos'è per te il CUS Cagliari? Il CUS Cagliari è una seconda famiglia, detto molto banalmente, perché alla fine ho passato più della metà della mia vita al CUS Cagliari, ho conosciuto la maggior parte delle persone che ora considero mie amiche al CUS Cagliari e quindi niente, come dire in un altro modo, esattamente. Grazie mille Francesca e vi ricordiamo l'appuntamento ogni martedì e ogni giovedì alle ore 19 sulla nostra pagina ufficiale Instagram. Come abbiamo scritto sul nostro sito cuscagliari.it, la Federbasket e la Federazione Italiana Pallavolo hanno bloccato e concluso i campionati di basket e di volley. Ci concentriamo sul campionato di basket perché abbiamo chiesto al responsabile Mauro Mannoni di dirci un po' quella che è la sua opinione su questo, insomma, sulla conclusione, e poi ovviamente Mauro Mannoni ha ringraziato quello che è il gruppo di queste ragazze che quest'anno si è ben comportato nel campionato di A2. Mauro Mannoni. Decisione ovvia e aspettata da tutti noi, anche se inconsciamente speravamo che non arrivasse, perché per come stava andando, per come è andato il nostro campionato, pensavamo tutti noi che ci saremmo potuti togliere delle belle soddisfazioni nell'ultima parte. Però così è, lo accettiamo, mettiamo la delusione da parte e proviamo ad essere ottimisti dalla prima ora, e quindi iniziamo a sperare che l'anno prossimo sarà meglio e a iniziare a programmare anche questo futuro immediato. Devo ringraziare per forza di cose molte persone, in particolare tutto il gruppo della squadra, che si è dimostrato un gruppo serio, un gruppo che ha voluto sposare il nostro progetto dal primo momento, che è sceso sempre in ogni partita in campo con la giusta determinazione, e non è un caso che ci siamo giocati tutte le partite e che abbiamo vinto partite in trasferta in campi difficili, recuperando anche gli svantaggi. Questo è un segnale molto importante per noi, che ci fa ben sperare, perché questo è il primo anno in cui non abbiamo iniziato a raccogliere i primi veri frutti del nostro progetto, che è iniziato 3 anni e mezzo fa. E quindi ringrazio le ragazze, perché è un gruppo di cui sono veramente orgoglioso. Siamo arrivati al termine di questa quinta puntata con il meglio di Casa CUS, la cartelletta lo conferma. Ringraziamo Camilla Pizzalis, Davide Muscau, Mauro Mannoni, Leo, Domenico Bresciani, Marta Ruffi, che insomma è intervenuta anche lei in questa puntata. Ringraziamo anche Radiolina, perché ricordiamo che la radio è sempre in onda anche in questi tempi di coronavirus, di Covid. Ricordatevi, state a casa, io resto a casa, bisogna stare a casa. Teniamo duro ancora per un po' e poi finalmente potremo rincontrarci tutti insieme. Vi ricordiamo quelli che sono ovviamente gli appuntamenti sui nostri social: ogni giorno un allenamento dei nostri settori, sulla pagina Instagram invece martedì e il giovedì Insta Casa CUS, con una breve intervista, insomma una chiacchierata con i nostri atleti. E attenzione, perché sempre sulla pagina Instagram tra qualche giorno inizieranno delle lezioni online che potranno essere così seguite da tutti quanti voi. Un saluto da parte mia, da parte di Andrea Matta, buona Pasqua a tutti quanti voi. Il meglio di Casa CUS torna tra 7 giorni.